Durante l'anno scolastico 2006-2007, presso l'Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore per i Servizi Alberghieri della Ristorazione e Turistici Federico II di Svevia di Siracusa, è stato realizzato un progetto dal titolo Il caffè, costumi nazionali ed internazionali di oggi e di sempre. Il primo meeting del progetto si è svolto il 16 gennaio 2007 presso la Sala Visetti dell'Istituto Alberghiero. Un evento parte di un progetto interdisciplinare che prevede la propagazione della conoscenza del caffè come bevanda diffusa in molti paesi del mondo. L'incontro avviato dal preside dell'istituto Concetto Scandurra è stato presentato dal professor Vincenzo Tubolino, mentre i lavori della giornata sono stati coordinati dai professori Gaetano Bongiovanni e Fabio Vasquez. Durante la prima parte della giornata, il signor Luca Belluardo, titolare della torrefazione Bel Caffè di Modica, ha illustrato le origini e la storia del caffè, le fasi della sua produzione, lavorazione e commercializzazione. Successivamente sono state proiettate e commentate alcune diapositive sulla storia e la lavorazione del caffè, realizzate da due alunni della seconda EA dell'Alberghiero, Stefano Parasiliti e Samuela Platania. A seguire una discussione con l'intervento di Carmelo Maiorca, giornalista enogastronomico, che ha presentato il Huehuetengo, una tipologia di caffè che rientra nella categoria di prodotti del Presidio internazionale di Slow Food. La seconda parte della giornata invece è stata dedicata alla preparazione a cura di Francesco Iacono e Sebastiano Rossitto, alunni della prima E, di diverse tipologie di caffè, dal classico espresso al caffè marocchino e al cappuccino viennese. Infine la presentazione di primi piatti a base di caffè macinato come le pennette alla martinica e le fettuccine con salsa di caffè e limone, preparati in cucina da alcuni della classe seconda E dell'Alberghiero, guidati dai professori Sandro Intagliata e Giuseppe Calascibetta. Il progetto, indirizzato a tutti gli alunni delle prime e seconde classi del biennio alberghiero, ha impiegato risorse umane quali personale docente e personale ATA. Alcuni alunni delle seconde classi del biennio alberghiero si sono sfidati in una gara di preparazione di diverse tipologie di caffè, quali il caffè marocchino, il cappuccino all'italiana e il cappuccino viennese. Il caffè marocchino si prepara con cioccolata calda, caffè espresso, crema di latte e polvere di cacao. Il procedimento prevede di versare nell'apposito bicchiere una parte di cioccolata calda, preparare un espresso e versarlo sopra la cioccolata, aggiungere la crema di latte ed infine una spolverata di cacao. Servire in bicchiere di vetro basso e svasato. Per il cappuccino all'italiana occorre latte, caffè espresso, cacao in polvere. Per il procedimento bisogna versare nell'apposita tazza il caffè espresso, aggiungendo il latte riscaldato con schiuma di latte. A richiesta del cliente spolverare con cacao in polvere. Servire in tazza grande da cappuccino. Il Gran Caffè viennese prevede latte, caffè, panna liquida e montata, scagliette di cioccolata, polvere di cacao. Il procedimento consiste nel versare il caffè espresso nella tazza da cappuccino, aggiungere il latte schiumato, un po' di panna liquida e terminare con dei ciuffi di panna montata, le scagliette di cioccolata e spolverata di cacao. Servire in tazza da cappuccino piccolo. Ed ora diamo uno sguardo alle origini del caffè, la sua storia. La pianta del caffè è originaria dall'Etiopia, nella regione abissina di Kaffa. Il caffè giunse in Europa intorno al 600, ma gli arabi ne facevano uso da molti secoli. Crudo prima, torrefatto poi. In Italia l'uso di questa bevanda, che inizialmente era chiamata vino d'Arabia, si diffuse nel Settecento a partire da Venezia, dove nacquero i primi locali dove la si poteva gustare. Oggi il caffè è consumato quasi in tutto il mondo, tanto che l'economia di molti paesi dipende dalla sua esportazione. Esistono vari tipi di caffè. Il caffè è infatti una pianta tropicale che può raggiungere i 10 metri d'altezza, ma è mantenuta a 2-3 metri per agevolare la raccolta dei frutti. Molte sono le specie di piante del genere Coffea, ma solo 2 sono più usate per la produzione di caffè. Coffea arabica si ottiene un caffè migliore di qualità, con sapore meno amaro e più persistente.
Ha una percentuale di caffeina dell'1,7%, è sensibile al caldo e all'umidità e cresce tra i 900 e i 2000 metri. Robusta. Produce un caffè di qualità inferiore. Ha un aroma debole, un gusto amaro, talvolta astringente, cresce ad altezza di 200-600 metri sul livello del mare. In zone migliori per la gestione della produzione, resistendo meglio alle condizioni più sfavorevoli che non ne permetterebbero la produzione. Ma dove si produce il caffè? La pianta cresce in paesi compresi tra il tropico del Cancro e del Capricorno. Trova il suo habitat naturale tra i 200 e i 1200 metri d'altitudine, con temperature variabili da 15 a 25 gradi in un clima caldo-umido. La produzione è ripartita in 3 zone geografiche: America centrale e del Sud, Brasile seguito dalla Colombia, poi El Salvador, Guatemala e Messico, Africa centrale, Angola, Costa d'Avorio, Etiopia e Uganda, Asia, Indonesia e India. Il frutto del caffè è una drupa o ciliegia che al momento della maturazione è di colore rosso. All'interno si trova la polpa e i 2 semi avvolti da una pellicola protettiva chiamata pergamino. Sotto il pergamino si trova un'altra pellicola sottile, la pellicola argentea. Oggi il frutto contiene 2 semi, ma talvolta se ne trova uno solo. Caffè perla. La raccolta avviene tramite picking. Gli uomini passano cioè più volte nelle piantagioni raccogliendo solo le bacche mature e sane. E lo stripping: si tolgono tutti con le mani, raschiando dall'interno verso l'esterno. I frutti cadono e vengono poi raccolti. Dopo la raccolta è importante estrarre in pochi giorni i chicchi dal frutto. Si può quindi operare con il trattamento a secco o in umido. Trattamento a secco. I frutti sono fatti essiccare stendendoli al sole, muovendoli più volte per evitare eventuali fermentazioni. Quando la polpa è secca, si fanno passare le bacche in una macchina decorticatrice che spezza la buccia e il pergamino e libera i chicchi. Poi, tramite setacci, si preparano i chicchi da buccia e polpa e si dividono per grandezza. Il caffè così prodotto prende il nome di non lavato. Il trattamento in umido. I frutti passano attraverso macchine spolpatrici che in un flusso continuo di acqua rompono buccia e polpa, liberando i semi. Questi, ancora ricoperti da mucillagine di polpa e pergamino, sono fatti fermentare in vasche con acqua per 1-3 giorni in modo che la mucillagine si decomponga. I chicchi sono lavati dentro piccoli canali, poi passate in apposite macchine decorticatrici che spezzano il duro pergamino senza danneggiare i chicchi. Il caffè così ottenuto si chiama lavato. Dopo questi passaggi, il caffè verde è spedito in sacchi di juta verso i paesi importatori. Poiché il sistema di raccolta a stripping è sempre più diffuso, per avere un prodotto di qualità è opportuno separare i chicchi non al giusto grado di maturazione e quelli rovinati o fermentati dagli altri. Per far ciò, i chicchi sono selezionati da apposite macchine. Questa operazione è svolta in alcuni casi da alcuni paesi produttori, più spesso dalle migliori aziende torrefattrici. La miscelazione è impiegata in molti prodotti perché il ciclo produttivo naturale non dà mai prodotti con caratteristiche identiche. Questa operazione può avvenire prima o dopo la torrefazione. Miscelando prima si ottiene un prodotto più omogeneo per gusto e profumi. Miscelando dopo si può regolare meglio la tostatura delle varie partite in base alle dimensioni e varietà del caffè. Dopo la miscelazione il caffè è pronto per essere torrefatto ad una temperatura di circa 200-230 gradi per 10-15 minuti. La tostatura provoca importanti modifiche al chicco che cala di peso, aumenta di volume, diventa friabile, prende un colore bruno e sviluppa al proprio interno molti componenti aromatici volatili. Il grado di tostatura varia da paese a paese. In Italia la tostatura è effettuata con temperature e tempi più elevati. Nei paesi che gradiscono un gusto più leggero, il grado di torrefazione è inferiore. Dopo questa fase il caffè è velocemente raffreddato con getti d'aria fredda o acqua per evitare i surriscaldamenti dovuti anche ai fenomeni chimici che si verificano all'interno dei singoli chicchi. Il caffè verde si conserva a lungo senza problemi, ma dopo essere stato torrefatto le sue caratteristiche gustative e aromatiche durano pochi mesi.
Se lasciato aperto, il caffè tostato perde gran parte delle sue qualità in 15 giorni. Una volta torrefatto, il caffè è subito confezionato per conservare la sua qualità più a lungo. I chicchi di caffè tostati sprigionano però gas derivanti dalla combustione, dei quali le tecniche di confezionamento devono tener conto per evitare che i contenitori scoppino. Per confezionare il caffè si utilizzano 4 tipi di metodi. Con chiusura ermetica, si tratta di sacchetti di caffè in grani senza nessuna valvola. Si possono notare nella confezione dei piccoli fori che permettono ai gas di uscire, ma all'aria di entrare. Sottovuoto. Si crea il sottovuoto nel contenitore e si inserisce una piccola valvola unidirezionale che fa uscire gas ma impedisce all'aria di entrare. Sottovuoto spinto. In questo metodo viene tolta l'aria ai sacchetti. Oltre all'aria si aspira gran parte delle sostanze aromatiche volatili che si sprigionano dai chicchi. Pressurizzazione. Il caffè è confezionato in contenitori metallici a tenuta stagna molto resistenti, immettendo gas inerti con una bassa pressione. Una valvola di sicurezza elimina eventuali eccessi di pressione dovuta ai gas sprigionati dal caffè. Mercoledì 7 marzo 2007, ancora nell'aula Visetti dell'Istituto Alberghiero di Siracusa, la fase finale del progetto Il caffè, costumi nazionali ed internazionali di oggi e di sempre. La fase finale ha visto impegnati alcuni alunni delle seconde classi del biennio alberghiero che si sono sfidati in una gara di preparazione di diverse tipologie di caffè ed anche alcuni originali primi piatti, come le fettuccine al caffè con salsa di caffè e limone, realizzato dalla studentessa Elisabetta Nillo, che si è aggiudicata il primo posto. Gli alunni vincitori, giudicati da una giuria tecnica, sono stati premiati con delle targhe ricordo. Il progetto interdisciplinare Il caffè, costumi nazionali ed internazionali di oggi e di sempre, è stato un progetto trasversale che ha riscosso molto interesse da parte degli allievi, che sperano dunque in una nuova edizione.